I resti di una villa romana, belli miei, saluti a voi. È bello di vedere i resti di una villa romana alla luce del sole. Dove? A Scampia. E non so quanti di voi già conoscono questi resti, per quando non lo sanno, vengo e mi spiego. Qualche tempo fa mi sono trovato proprio a venire a Scampia e parlare di questi resti romani. Stiamo parlando del primo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, è quella, diciamo, la datazione. E mi trovai a venire qua perché? Perché volli fare una denuncia, perché questo luogo era cine sterpaglie, cine d'erba, ma ridotta veramente male. E siccome che quando vediamo la storia maltrattata, a me mi coce, non so voi, ma a me mi coce, e quindi ogni tanto vado a vedere questi luoghi e cercare di farne una denuncia. Ebbene, a distanza di qualche anno posso vedere questo luogo che ha ricevuto una dignità, che ha ricevuto di nuovo il suo lustro, e grazie a delle persone che si sono mobilitate, ma anche grazie all'amministrazione, perché quando c'è stata da fare una denuncia c'è da anche fare i ringraziamenti e dare i meriti. E quindi grazie ad una bella idea oggi possiamo ammirare in tutto il suo splendore questi resti di una villa romana. Questa pare che fosse una villa romana, una villa rustica, degli ambienti sotto pare che erano degli ambienti di servizio, perché pare che era una villa su 2 piani, che sta zona qua, siccome che c'era anche l'aria buona, questa zona si ritrovano proprio delle ville, dei resti dove venivano in vacanza, venivano a pigliare un po' grari, c'era la buona agricoltura, si coltivava, c'era un buon frutto. E quindi pensai una buona di venire qui in vacanza. Non è l'unico resto qui in zona, piano piano ci chiama a Baretto Quando sono venuto qualche anno fa era ridotto veramente male, ed oggi, grazie ad un'associazione, l'amministrazione che ha fatto adotta un'aiuola, e non a distanza, cioè a venire e devi adottare. Quindi le aiuole che vediamo qua a Scampia sono state adottate, non tutte purtroppo, ma ci sono i commercianti della zona che ognuno di loro ha adottato una aiuola, e questa aiuola è stata adottata da un pub della zona, uno Svizzero Panin, che si è adoperato insieme ad un'associazione per mettere a posto e dare di nuovo lustro a questa villa. Un lavoro svolto veramente egregiamente, grazie al gruppo archeologico napoletano che fece delle ricerche su questi resti e fece poi, mise tutto su carta, e grazie all'associazione Volontari per Napoli che li ha tenuti conservati, e ad oggi mi ritrovo con Giuseppe Mancini, che è il vicepresidente dell'associazione Coordinamento delle Periferie Unite. Mi ha già ricordato, Giuseppe? Mi sono ricordato, no, perché stai cercando Allora, Giuseppe, ci siamo sentiti con Giuseppe, dove mi disse che avevano messo a posto questi resti, o meglio, un amico mi mandò in un video, dice: guarda che è successo. E quindi lui è una delle associazioni che ha tenuto cura di questa aiuola e l'ha messa a posto questi resti. Perché? Perché 10 anni fa, Giuseppe, partì questo progetto dell'aiuola. Sì, circa 10 anni fa partì il progetto Adotta un'aiuola con l'amministrazione De Magistris, e negli ultimi anni, grazie all'assessore Claudio Di Pietro, abbiamo utilizzato questa formula per curare il nostro territorio, visto che su questo territorio non ci sono giardini. Quindi senza questo progetto Adotta un'aiuola, e grazie ai privati che se ne prendessero cura, saremmo in una foresta praticamente. Oggi, per quanto riguarda il rudere romano, se ne sta occupando Carmine del pub Svizzero Panini, un pub locale. È un impegno costante, ogni mese c'è la cura per questa aiuola. E sta qua Carmine, grazie. Salve. Carmine, che diciamo che ha preso a cuore questo lato qua, questa aiuola qua. Forse devi avere più cura questa aiuola. Sì. Però ecco, caro Giuseppe, ma un annuncio da poter fare agli altri commercianti della zona, ok? Nel caso vogliono adottare un'aiuola, pure loro, perché poi adottando un'aiuola
logicamente c'è, lo possiamo dire, Come no? un ritorno pubblicitario. Assolutamente. Perché? Perché Gratuito. viene gratuito tra virgolette. Giuseppe, non può marcare, gratuito, a spese c'è sta, mette a posto l'aiuola gratuita. No, si deve poi prendere. Nel senso, non bisogna pagare nessuna amministrazione, nessuna persona, niente. Le spese soltanto appunto per curare l'aiuola. Ma a chi si possono rivolgere nel caso? Ma si possono rivolgere sicuramente all'assessore della municipalità 8 Alverde Claudio Di Pietro, anche si possono rivolgere a noi come coordinamento che li possiamo aiutare a svolgere tutta la pratica burocratica da consegnare al comune, perché ovviamente è il comune che dà l'autorizzazione per adottare o meno un'aiuola. Noi li possiamo aiutare nella pratica burocratica senz'altro. Giuseppe. Aiutare a compilare tutti i documenti, diciamo, certo. assolutamente. Giuseppe, grazie. Gratuitamente, ovviamente. Carmine, grazie. Scampia tante belle cose. Il bello di poter vedere un luogo che riceve la sua vera identità, la sua dignità, perché Scampia quando nacque doveva essere un luogo residenziale e ad oggi si parla di Scampia come se fosse chissà quale luogo, ma invece c'è tanto bello da vedere come i resti della Villa Romana. Belli miei, io come sempre vi invito a chi più ne sa più ne metta nei commenti, ma se vi trovate a passare a Scampia, cioè stanno vicino e Vela, all'uscita dell'asse mediano, uscita Piscinola, e siamo in pratica, io vi scrivo sopra, trovate scritto l'indirizzo, vi trovate a passare, venite a vedere da vicino questi resti, questo rudere. Perché? Perché è bello poter visitare ciò che abbiamo qui. Io vi invito, chi più ne sa più ne mette nei commenti, perché il rudere, le associazioni, chi si prende cura della propria città fa la buona storia. No baci.